Buonasera a tutti i presenti e io vorrei solo presentare i cari amici dell'Associazione degli Zattieri di Codissago che vi racconteranno, senza computer, vi racconteranno un po' della storia, delle memorie che loro hanno e quindi il perché le ho voluti qua. Io ho iniziato a interessarmi di questa materia insieme a Giovanni Cagnato già nel 1985-86. Non conoscevo nulla, un po' alla volta sì, Giovanni Cagnato dell'Archivio di Venezia, e ho cominciato a interessarmi di questa storia. E poi insieme appunto a Giovanni Cagnato e loro hanno fatto quella meravigliosa, diciamo, rievocazione che è stata fatta lungo il Piave, partendo dal Cadore per arrivare a Venezia. E mi ricordo sono arrivati a Venezia in piazza San Marco. Purtroppo in quella attraversata è stata molto realistica. Questo era il mestiere molto pericoloso, ogni anno si aveva comunque sempre purtroppo degli incidenti mortali o meno. In quell'occasione purtroppo anche uno dei loro grandi, diciamo, associati ha perso la vita. È stato un trauma per tutti quelli che hanno organizzato. Io ero lì presente non nel momento, ma come comandante della Forestale di Treviso Venezia l'avevo un po' seguiti anche con l'alzaia, i cavalli e quant'altro fino a Venezia. E quindi in quel momento lì ho visto realmente prima come veniva svolto il mestiere degli zattieri e poi anche ho capito l'importanza di mantenere vivo il ricordo di questo mestiere pericoloso che però era molto importante. Perché importante era? Perché era una via fluviale dove le merci arrivavano a Venezia numerosissime, non c'era una zattera sola, loro vi diranno, vi racconteranno, era un'attività molto molto importante ed economicamente anche di un certo valore. Gli amici qui non hanno portato il computer perché vogliono raccontarvi, ci sarebbero anche dei bei video e quindi io vi invito ad andare a visitare il museo, il loro museo a Codissago, che è interessante, su internet vedete anche gli orari e quant'altro, perché è veramente interessante, è lo spaccato di vita di queste persone che fino ai primi del Novecento hanno fatto poi la ferrovia, l'apertura della strada dell'Alemagna alla fine dell'Ottocento e quant'altro ha fatto sì che questa attività scemasse. Ecco, io ho questo meraviglioso ricordo e poi insieme al comandante della forestale, ai carabinieri forestali di Vittorio Veneto, 3 anni fa o 2 anni fa hanno inaugurato a Somma Dida e vi invito anche ad andare a vederlo, un altro piccolo spaccato di quello che era la loro attività con documenti, fotografie e quant'altro. Io mi fermo qua, non dico altro, soltanto ringraziando di essere qui, loro di essere presenti e sentiamo dalla loro viva voce quello che era e quello che è stato questo mestiere importante per le genti cadorine e non solo cadorine, anche bellunesi. Ecco, io mi interesso un po' di quello che sono i contratti che ci sono stati. Una piccola chicca, la legge che Napoleone nel 1810 ha fatto proprio un decreto sulla fluitazione, è ancora segnata nei documenti del 1880. Facevano riferimento alla prima legge varata organicamente dal Regno d'Italia di Napoleone, del viceré. Quindi era una cosa molto importante, se anche in quell'epoca la volevano codificare, la volevano inquadrare in un'ottica appunto. Quindi lascio la parola a voi, mi dispiace che io purtroppo ho degli impegni, ma io vi invito veramente ad andare a vedere il museo. Lì vedrete anche dei filmati meravigliosi dei primi del Novecento, perché purtroppo è un mestiere che ormai è nella memoria, però fanno bellissime rappresentazioni anche all'estero, sulla Drava, in Francia, in Spagna. Ci sono varie associazioni a livello europeo che si occupano di mantenere viva questa tradizione.
Vi ringrazio, non vi ho presentato perché vi presentate da voi e quindi un buon ascolto a tutti voi e mi auguro che tutto vada bene. Grazie. Allora, buonasera a tutti, mi presento, io sono Furlan Sergio, sono il Castaldo della famiglia. E in realtà siamo due castaldi e dopo loro vi spiegheranno anche il perché. E noi, la famiglia praticamente è nata nel 1982 e c'era l'esigenza dopo il disastro del Vajont di ritrovare, no? Di ricostruire qualcosa. Poi è nata anche perché è stata ritrovata una foto e da lì è nata la famiglia, di conseguenza è nato anche il museo. Famiglia che poi nell'86 è andata in Spagna a trovare degli amici spagnoli e da lì è partito anche l'internazionale. Praticamente adesso siamo 47 nazioni, associazioni, dove ci troviamo praticamente una volta all'anno per fare le nostre cose in qualsiasi, si può dire, parte del mondo, perché loro sono stati in Canada. Io dirò sempre loro perché io ho assunto la presidenza 2 anni, ogni 2 anni si fanno le votazioni, ho già fatto 2 mandati e adesso ne vado a fare altri 2. E per me è un onore, anche perché qui adesso vi presento i due storici. Uno è uno dei fondatori della famiglia, che è Giuseppe Vazza, no? Sono partiti in 6 e lui era uno dei 6. E poi è stato anche vicepresidente dell'Internazionale e anche castaldo della famiglia. Qui alla mia destra è Olivier Arnaldo, anche lui è stato castaldo della famiglia per tanti anni e hanno costruito loro tutta questa cosa e sulla storia che adesso loro vi racconteranno. Una storia che praticamente è partita nel 1940, redata dal Doge con lo statuto del 3 agosto del 1492, no? E lì abbiamo mantenuto appunto tutti i nomi, c'è il Castaldo, c'è il Massaro, che dopo lo rispiegheranno, ci sono i Marzuoli, c'è tutta una serie di nomi. E niente, è andata avanti per tantissimi anni questo grandissimo lavoro portato avanti dai Zattiri di Codissago. Adesso lascio la parola a loro che vi spiegheranno in dettaglio tutto quanto. Buonasera a tutti quanti, io sono Arnaldo Olivier, sono uno che 42 anni fa ha dato il via anche all'Associazione degli Zattiri. Lui è uno dei fondatori ancora in vita, dei 6 che erano, no? E questo è nato perché, come diceva Sergio, noi siamo nati dalle ceneri del Vajont, è inutile dire. Perché? Perché prima tutto c'era, le tradizioni, gli usi, i costumi, no, la vita sociale della comunità longaronese. Anzi, noi due siamo anche superstiti del Vajont, siamo stati travolti dall'acqua. Ma volevamo far sì che la storia di questi avi, che erano veramente uomini grandi, anche se poveri, ma bisogna dare atto a questi uomini che hanno dato il via a una piccola, diciamo piccola economia che si è sviluppata lungo l'asse del Piave tra il bellunese, il trevigiano e il veneziano. Quindi migliaia di persone che lavoravano interamente sul taglio, sulla fluidazione, sul trasporto e sullo zatteraggio. Quindi questa non doveva andare perduta. Ecco che si è trovato, come ha detto lui, una foto sulle ceneri del Vajont dove questo signore, Giuseppe, ha trovato il nonno. Era sulla Drava, insieme all'altro fratello, no, sulla Drava, sono nel retro dove quella foto famosa che vedete, che è la foto storica del 1903, che mandavano ai genitori, mandavano i saluti, e da là hanno detto loro, perché sono stati loro i 6, perché fermare questa associazione, questa storia. Un piccolo paese come Codissago, 400 persone, ma erano interamente degli uomini, come si può dire, senza presunzione, i migliori zattieri. Venivano chiamati in tutto il mondo europeo e non solo. Sono stati trovati che sul Rio Negro in America, sulla Drava, sul Danubio, sul Reno, sul Rodano.
sull'asse danubiano da Ratisbona a Batumi sul Mar Nero, quindi erano chiamati in Romania, ecco, mi dimentico altre cose. E quindi hanno cercato di far sì che, per ricordarli, per portare in auge ancora un lavoro che oggi non c'è più, perché però con le ricostruzioni storiche, no, portarlo ancora a far capire chi erano questi uomini. E non solo per creare che magari una mostra itinerante, che poi è diventato il museo, e raccontare e condividere anche con gli altri, perché non solo noi, ma tutti gli abitanti rivieraschi hanno potuto far sì che noi potessimo un giorno raccontare. In questi anni abbiamo costruito una ottantina di zattere e abbiamo percorso quasi più di 1000 chilometri di fiumi in Europa, e anche siamo stati che in Canada, come diceva, dove la zattera era interamente fatta e costruita in legno, quindi non c'era nessun ferro, anche le stesse legature, gli stessi chiodi, tutto in legno. E quindi da là abbiamo cominciato con due però obiettivi. Il primo era il monumento allo zattiere, che era stato portato via dall'acqua del Vajont. Ci sono passati più di 40 anni, quest'anno, forse il 6 dicembre, che è la data storica in cui abbiamo dato il via all'associazione, che è anche la festa di San Nicolò, patrono degli zattieri, patrono dei naviganti, forse il monumento sarà effettuato nel parco davanti al museo. La seconda era il tragitto che avevano fatto i nostri padri, quindi 3 zattere partire da Venezia, da Perarolo di Cadore fino a Venezia, con tante tappe, dove c'era anche una mostra itinerante su ogni tappa. E questo l'abbiamo fatto, però anche, come diceva il Signore, con la perdita di uno, cioè la tragica fatalità si era rinnovata anche sulla nostra manifestazione. Quindi siamo partiti e in 6-7 giorni i nostri avi arrivavano a Venezia, 7-8 giorni a seconda del tempo e dell'acqua. Noi abbiamo impiegato 4 mesi, ma non per questo, adesso non c'è più. Perché questo? Perché l'acqua del Piave era libera, non c'era nessun sbarramento. Noi adesso abbiamo 6 sbarramenti per arrivare a Venezia, quindi con le 3 zattere abbiamo dovuto fermarle, disfarle, riportarle a valle, ne abbiamo fatto 13 prima di arrivare a Venezia. Quindi, e chiedere l'acqua all'Enel, perché se non c'era l'Enel la zattera non va. Quindi dobbiamo essere grati anche, abbiamo chiesto anche se ci dà anche un contributo per il museo, visto che ci ha dato tanto in questi anni, e siamo partiti. Ecco, questa è la nostra volontà, è il nostro volere, far capire all'altra gente chi erano gli zattieri. Se posso, ecco, visto che lui ha parlato di internazionalità, non solo abbiamo dato il via, che lui è stato quello che ha firmato a Barcellona nell'89 lo statuto internazionale, perché dove c'è un fiume è la stessa identica storia. Poi si sono voluti quindi altre firme, però adesso siamo 47 associazioni che sono riunite e 2 anni fa a Rabat, in Marocco, è stato decretato il patrimonio immateriale dell'UNESCO. Quindi è qualcosa di eccezionale. Quindi dobbiamo per forza andare avanti finché ce la facciamo e poi speriamo che qualcun altro. Adesso io parlerei della storia degli zattieri vero e proprio, ma lascio la parola a Beppi. 2 parole di introduzione. Mi chiamo Giuseppe Vazza e porto il nome di mio nonno, che è qua, nella Drava, nel lontano 1902. E diceva Arnaldo, siamo nati dalle ceneri del Vajont. È vero, perché il Vajont aveva portato via tutte le attività antiche che esistevano nel tratto da Perarolo a Faie di Longarone. Più di 150 seghe alla veneziana esistevano fino agli anni 20 del 1920, quindi era una valle che aveva un'attività molto fiorente, dava lavoro a parecchia gente e aveva tante attività, tante industrie che purtroppo lì nel circondario Castellavazzo, Longarone, Faie di Longarone, per cause del Vajont, sono state polverizzate. Quindi poi le leggi speciali, vengo un po' indietro, le leggi speciali del Vajont hanno fatto sì che si potesse attingere dei diritti dalle leggi speciali e tanti ne hanno approfittato
e tantissimi ne hanno abusato. Tant'è vero che le attività che per noi rappresentavano la nostra storia, naturalmente sono andate a panaggio di gente che veniva da tutte le parti. Hanno preso i soldi dei contributi e quant'altro e se ne sono andati, portandosi via anche la nostra storia. E questo è stato il dramma per noi, che ci trovavamo senza la storia che ci apparteneva, senza le attività e quindi dovevamo fare qualcosa. Allora qualcuno di noi ha pensato bene di rispolverare queste tradizioni e piano piano con un sindaco sensibile del comune di Castellavazzo abbiamo proposto di fare la prima manifestazione. La prima manifestazione è stata fatta il 6 maggio, il 5 maggio. 5 giugno dell'82. 5 giugno dell'82 e abbiamo fatto una menada perché la fluitazione sul fiume era suddivisa in varie attività, in varie specialità, diciamo, no? C'era lo zattiere, quello che guidava le zattere, quindi nel tratto, fra l'altro, nel tratto più periglioso, da Perarolo a Longarone, sappiamo, in mezzo a delle gole impervie, delle anse pericolosissime, tra rocce a strapiombo e sassi pendenti, e stringendo i denti l'azzata a portare, dice una canzone che abbiamo noi. Pertanto questo abbiamo cercato di recuperare la storia. Allora, come dicevo, con la sensibilità del comune di Castellavazzo, la comunità montana e soprattutto i plessi scolastici del territorio che ci hanno confortato, siamo riusciti a fare la prima manifestazione dal ponte Malcolm al ponte Cappelli, 2,5 chilometri di fluitazione. Però non avevamo niente perché il Vajont ci aveva portato via tutto, strumenti, attrezzi, ci aveva portato via la gente anche, no? I vecchi zattieri che con i loro costumi erano... E niente, abbiamo indetto questa manifestazione, l'abbiamo divulgata tramite la comunità montana e niente, il giorno 8, ripetimi, il giorno 5 di giugno dell'82 alle 6 del mattino nella piazza di Codissago ci siamo trovati in più di una cinquantina sulla foto di mezzo qua, quel gruppo sotto, donne, bambini, anziani, meno anziani, giovani, tutti rigorosamente vestiti da zattiere, così, d'improvviso, dalle vecchie soffitte sono saltati fuori i costumi, proprio distinto così, e ci siamo trovati una cinquantina. E abbiamo iniziato a fare questa discesa di tronchi allo stato libero e governati dai menavas, perché ecco le attività, lo zattiere portava la zattera, i menavas controllavano il flusso, la fluitazione dei tronchi liberi nelle menade, nelle famose menade che di solito accadevano 2 volte all'anno in primavera, partendo dal Cidolo di Perarolo, approfittando del disgelo delle nevi, l'acqua sul fiume aumentava e quindi... E quindi si facevano queste grosse menade con questi tronchi liberi, tutti rigorosamente segnati
dell'appartenenza con dei segni fatti ad hoc, poi spiegheremo anche come, e questi tronchi man mano che passavano per le attività industriali dislocate in questi 18 chilometri venivano selezionati, se apparteneva a quella segheria entrava nel territorio, altrimenti scorreva ancora per la successiva. Alla fine di queste menate tutte le migliaia e migliaia di tronchi erano dislocati nelle attività delle proprietà. Ecco, questo è stata un po' la nostra storia, e questa manifestazione ha dato il là a un risveglio morale di tutta la gente. I giovani si sono interessati, la stampa si è interessata, perché la Regione Veneto aveva mandato dei giornalisti hanno filmato e quant'altro, e questo è stato il nostro inizio. Poi, per puro caso, da un turista qualsiasi, dalla Catalogna, che era ancora ai tempi del franchismo allora, è venuto da questa vacanza con una rivista che sul Rio Palaresa, negli Alti Pirenei, c'erano degli uomini vestiti come noi, più o meno, che facevano fruitare legni e facevano delle imbarcazioni tipo le nostre. Allora, siccome avevamo dei compaesani che avevano un'attività di gelateria colà, li abbiamo incaricati di andare a dare un sondaggio, dare un'occhiata, e hanno scoperto che anche lì, in quel fiume che collegava gli Alti Pirenei col mare su Barcellona e così, c'era un'attività di collegamento di attività industriali e così, anche scambi commerciali. Parlare un po' della storia, se no... Allora, io di solito mi infervorisco, mi scuso e non rubo più tempo. No, perché sennò... Giusto. Arnaldo comincerà a dare anche, appunto, a parte tutte le... È lui lo storico. Era storico. Un po' Io di numeri, no? Venezia, io sono il nostalgico. L'importanza dei boschi e tutto quanto. Adesso andiamo nella sostanza Beh, no, è un po' di storia, insomma. Sì, ecco. comunque è anche interessante. Quindi quello che diceva lui è giusto, insomma, no? Erano delle categorie, erano degli anelli che formavano una catena. I primi erano i boscaioli, si sente, no? I boscaioli, che se non c'erano loro, neanche Venezia non sarebbe là. Poi c'erano i menadas, che erano coloro che seguivano la fluitazione libera, perché è differente dalla fluitazione legata, che sarebbe la zattera. Poi c'erano anche i carrettieri o i carradori, perché in caso di, quando i tronchi venivano mandati giù dal bosco, segnati con quello che diceva Beppi, cioè con quel segno del mercante o di Venezia o delle comunità del Cadore, li portavano direttamente nelle varie segherie. Poi entravano nelle segherie, dove erano dislocate da Perarolo a Longarone, erano quelle 13 impianti, perché un certo Joseph Vesely, che era un capo di ispettore ai tempi 1885, volle fare una relazione sulle segherie dette alla veneziana, che erano state costruite perché costavano poco, ma erano di molto lavoro, e quindi questo ispettore fece una relazione dicendo che in quel tratto di fiume da Perarolo a Longarone aveva riscontrato l'Accademia Europea del Taglio delle Assi, quindi qualcosa di eccezionale, anche dei segantini, chiamati così coloro. E poi entravano in funzione gli zattieri che assemblavano e conducevano le zattere a destinazione. Le zattere
ne partivano 10 al giorno, ne arrivavano quasi 3.000 all'anno. Una zattera pesava dalle 20 alle 25 tonnellate a pieno carico. Quindi i boscaioli tagliavano 300.000 tronchi all'anno sul Piave e altri 50.000 sul Boite. Quindi su quei due, il torrente Boite e sul fiume Piave, c'erano due dighe, no? Chiamate Cidolo. Cidolo che sarebbe cida, sarebbe come carrucola, che poi erano fatte in legno con dei bordonali, non dighe come quella del Vajont, erano dighe in legno che si tiravano su questi pali, questi bordonali, e lasciavano passare i tronchi. Quindi a Perarolo si fermavano questi 300.000, quando erano tutti pronti si cominciava a fluitarli. Sì, si può dire che è una diga che funzionava all'incontrario. Faceva passare l'acqua, ma non No, ecco, allora io parlo anche perché un altro tipo di trasferimento erano le stue. Non so se sapete, noi nel nostro dialetto le stue sono le cucine economiche, ma stua vuol dire chiudere, fermare. Sui torrenti formavano delle dighe non per fermare i tronchi, ma per fermare l'acqua, perché se avevano dei lotti da tagliare su questi torrenti, formavano questa diga con una porta che veniva chiusa. A monte si formava il lago e quando era terminato il taglio si apriva la porta e l'acqua, l'onda di piena, portava i tronchi fino a destinazione. Non tutti, però ma entravano in funzione i menadas, che erano coloro che con quelle aste uncinate, che sono chiamate angeri in dialetto, sono degli anghieri, con una punta e un uncino, e facevano sì che il tronco avvenisse e arrivasse integro a destinazione. Quindi quello era la cosa. Io parlo dal 1460-1420, quando Venezia mette sotto tutela 3 boschi importanti. Quindi il Cadore è stato annesso alla Repubblica, noi eravamo stati annessi nel 1405, noi bellunesi, perché c'è il bellunese e il Cadore. E quei 3 boschi importanti erano uno Sommadida, che il colonnello sa bene, dove gli alberi sono lunghi anche qua, 34-35 metri, non lo so, insomma. Qui i tronchi venivano tagliati, portati fino a Perarolo, a seconda della stagione, o con dei carri o con delle slitte, e poi là gli zattieri, 20 zattieri di Codissago lo prendevano in consegna, facevano un tipo di zattera chiamata raso, perché andava a raso del fiume. Quindi questi 20 zattieri portavano direttamente la zattera all'arsenale e diventavano i pennoni delle navi. Il secondo bosco era la foresta del Cansiglio, che è un bosco di faggi, venivano portati fino a Ponte delle Alpi, che si chiamava Capo di Ponte allora, venivano sovraccaricati e all'arsenale diventavano i remi, si chiama ancora adesso Bosco da Remi di San Marco. E l'ultimo era il Bosco del Montello, un bosco di roveri, dove venivano tagliati, poi messi nell'acqua per far sì che la curvatura avvenisse in modo più presto, però nel bosco questi venivano già dati la forma, se venite al museo vedete come veniva, perché poi diventavano lo scafo della galea, oppure anche la ghiglia facevano, perché il rover è un legno duro come l'arice, che sotto Venezia logicamente sono quei milioni di pali che sono quelli. Anche volte per le chiese. Sì, era pertanto. Quindi, detto questo, i boscaioli andavano su a novembre sul bosco, tagliavano questi tronchi, venivano poi segnati prima di essere mandati a valle tramite risine, che erano di scivoli particolari. Arrivati giù, quando erano tutti pronti appresso questa diga chiamata Cidolo, venivano alzati e i menadas li facevano uscire e poi andavano verso le segherie, dove venivano riconosciuti e poi là venivano lavorati dalle famose squadre, anche lui ha lavorato nella segheria, quindi dei segantini o segata a seconda dell'età, mi pare, no? E poi gli zattieri li prendevano in consegna e là costruivano la zattera. Allora, Venezia, che dopo l'invasione di barbari, no? Dopo la caduta dell'impero romano, sono andati a costruire le palafitte all'interno, quando hanno eliminato quasi tutta la selva litoranea, hanno guardato con occhio di riguardo al Cadore, e il Cadore ha dato tutto. Pensate che se leggete un libro che si chiama Piave, Cara Piave, era un sociologo, Ulderico Bernardi, ha una frase che mi è restata impressa, dice che Venezia
è un cadore rovesciato, appoggia su un cadore rovesciato, è quasi giusto perché quasi interamente i tronchi arrivavano da là, anche dal Friuli, anche dal Trentino o anche dalla vicina Istria, però giustamente il cadore ha dato tutto. Il taglio del bosco si dice che avveniva saltuario, cioè alla cadorina, perché a un tronco ci vogliono centinaia di anni perché cresca, quindi non era a raso, veniva tagliato alla cadorina. E qua avveniva proprio la scelta di questi tronchi dove potevano andare, dove potevano. Quindi sotto Venezia giustamente non ci sono quei tronchi che hanno come si può dire, sono una linfa troppo tenera, come lo so, il pioppo, come tantissimi, invece quei tronchi grossi. E soprattutto, quando venite al museo, ci sono i pali sono stati tutti messi in piedi col battipalo. Però a Venezia non avevano il corpo in ferro perché era usato sul nostro fiume che è ghiaioso, quindi il tronco poteva rompersi. Non so se sapete, ma a Venezia il palo andava giù su un fango che era chiamato caranto, dove l'ossigeno li blocca e quindi è là che da 1100 anni, insomma. Quindi, no, perché i giovani dicono, ma l'acqua marcissi i pali, come fa Venezia a rimanere su? Quindi noi abbiamo dato tanto, cioè i nostri uomini, perché erano veramente eccezionali e lungo la loro storia c'erano anche tanti aneddoti, tante storie, proverbi, che hanno fatto sì che hanno tirato fino al 1920, l'ultima zattera mi pare sia partita da Perarolo, qui i nostri zattieri di Codissago, invece i Menadas, cioè coloro che seguivano la fluidazione libera, si parla fino al 1945, quindi il lavoro era pesante, pericoloso, si partivano alla mattina presto, cioè neanche all'alba, prima dell'alba, però non sapevano se tornavano a casa, quindi la fatalità che dicevo che anche il nostro è successa anche a noi, e soprattutto se non morivano da incidente purtroppo morivano da polmoniti, il loro lavoro era interamente gli zattieri in acqua. Quindi lo zattiere bisogna ricordarlo perché ci sembra romantico, ma era un lavoro che ha dato tanto al nostro territorio, quello trevigiano e a quello... Adesso, per esempio, tanti ci chiedono, no? Quando c'era acqua, è giusto Beppi? E loro andavano in qualsiasi condizione, non c'era limite. E io anche ho fatto delle domande a Giuseppe, e quando c'era tantissima acqua, Giuseppe, cosa facevano? Approfittavano per fare? Per fare i rasi. E ulteriori carichi pesanti, di massi enormi, per fare mole, perché c'era la cava di Castellavazzo, la cava di Codissago, la cava di Soccherro, loro caricavano ancora di più. Poi come diceva Arnaldo e Giuseppe, non è stato fatto nulla al caso. Pensate a quegli anni non c'era niente e sembra che noi adesso abbiamo inventato tutto, invece no. Perché per esempio anche i tronchi tutti segnati è il famoso QR code che noi abbiamo adesso, quando andiamo a fare la spesa. Loro ce l'avevano già. Pensate no, a tutte le 13 segherie, non c'è storia che una segheria, giusto Giuseppe, sia finita sott'acqua, perché sapevano dove costruirle. Erano molto, molto meticolosi in questa cosa. E poi appunto la morte in questo lavoro era contemplata. Ecco perché per esempio Castaldo siamo in due, perché giustamente... Uno dei due facendo le corna restasse in vita, esatto, per la prossima... No, ecco, lui ha detto così, veramente, non abbiamo inventato niente. Nella zattera c'era anche la bolla di accompagnamento, c'era la famosa stampa di bordo che in calce era scritto che Dio ti porti a salvamento. Il capozattera, siccome erano 5 i porti principali, Codissago, Capo di Ponte, Ponte delle Alpi, Belluno, Falzè di Piave Nervesa e Ponte di Piave. Ognuno era il suo, come si può dire, il suo equipaggio, no? Con il capozattera che aveva lui il compito di... Ma soprattutto da qua a Venezia, non da qua, ma da Perarolo, c'erano 3 posti dove la zattera doveva fermarsi per forza, perché pagava il dazio. Belluno, a Querovas e all'entrata della laguna. Quindi a seconda del carico pagavano, perché da Belluno in poi la zattera diventava anche un mezzo di trasporto per persone e animali. Quindi gli zattieri di Codissago partivano notte fonda e andavano sui 20 km fino a Perarolo e costruivano, erano un centinaio di zattieri, costruivano 10 zattere al giorno.
Il giorno dopo arrivavano su quelli a piedi da Ponte nelle Alpi, la prendevano in consegna e la portavano fino a Belluno. Belluno il terzo giorno la portavano fino a Fazzè. Avevano il tratto più lungo, perché erano quasi 60 km di fiume, perché c'è quell'ansa famosa perché è caduta la frana, ha fatto il Fadalto, il lago di Santa Croce, insomma così si dice. E da là tornavano a piedi 40 km sul Praderadeo o il Passo San Boldo. Da là in poi la portavano fino a Ponte di Piave. A Ponte di Piave la zattera non va più, perché abbiamo provato, siamo stati. Il Piave è così grande e anche il risucchio delle alte maree fa sì che la zattera non vada. Quindi sulle alzaie i cavalli trainavano 13-14 zattere fino all'ingresso della laguna. E nel fine 600 c'è stata una delle 33 piene, si dice, del Piave, una delle grandi, dove siccome il Piave è torrentizio e inghiaiava la laguna, i veneziani hanno preso così di colpo la famosa piena per farsi il taglio fino a Jesolo. Quindi adesso l'entrata è la Piave Vecchia, hanno fatto entrare l'acqua del Sile, che è acqua di Risorgiva, quindi si chiama la Piave Vecchia si chiama. Ecco, noi diciamo sempre la Piave, perché a dire la verità i grandi fiumi sono femminili. Noi se andiamo in Carinzia c'è una grande statua che è la Madre Drava, c'è la Drava, la Ion, la Senna, insomma sono quasi tutti femminili, no? Il Piave è diventato maschile dopo il 17, quando il Piave mormorò e quindi è stato virile. Però quindi giustamente avevano tutti i suoi compiti, solo col raso, che il colonnello sa com'è, perché là c'era una possibilità di rompere, quindi erano delicati gli albi, l'alberatura. Quindi i 20 zattieri di Codicciano la portavano direttamente all'arsenale, senza fermate logicamente per i loro bisogni, però senza cambiare l'equipaggio. Quindi era veramente qualcosa di eccezionale. Ecco il raso, no? Dato che c'è anche il colonnello di Cosmo, che ringraziamo perché io dico sempre, no? Dalle cose brutte possono nascere cose belle. Mai si potrebbe aver chiesto alla forestale abeti altri 35 metri, no? Per darci un po' di abeti per fare, cosa dobbiamo fare? Un raso, una zattera? No. Però con il disastro di Vaia questo è stato possibile, anche grazie alla forestale. Se voi andate a Sommadida, Bosco San Marco, c'è il centro della biodiversità della forestale, dove dentro c'è I carabinieri forestali. Carabinieri forestali, c'è il raso costruito in grandezza naturale, che è una bella struttura anche da vedere. Ma quindi lungo 35 metri. Sì. 34, 35, a seconda se era di cricchetto o di mezzana, no? Quindi c'era un piano dove questi 20 zattieri andavano a aiutare, perché portare giù un appartamento sul Piave non era tanto semplice. Invece gli altri io dico sempre che la zattera era il tir e il Piave era non l'autostrada perché non è auto, ma era la zattera strada, insomma. Quindi giustamente I caselli dove si pagavano i dati. E quindi era tutto come adesso, insomma, no? Certamente fino a quel tempo là c'erano solo i sentieri che erano inaffinabili, quindi con i cavalli, quindi anche i trasporti ritardavano, quindi quando si è visto... Sì, ecco, appunto da Borgo Piave e Belluno potevano salire anche persone, animali, perché andare per boschi ancora una cosa, era pericoloso. volevo solo dire, dopo magari non farlo più. La zattera non è solo sentita parlare adesso, la zattera già si parla nella Bibbia. Salomone chiede a Hiram, re di Tiro, di portare i cedri del Libano e lui li trasporta in zattera. Sul quinto canto dell'Odissea, Ulisse fa la zattera che la dea Circe gli dà il compito, poi c'è l'epoca romana, il Medioevo, quindi della zattera si perde la notte dei tempi. L'Accademia del taglio delle asse, disse l'imperatore Francesco Giuseppe, del tratto Perarolo-Longarone. Perché? Perché effettivamente le migliaia e migliaia di tronchi che fluitavano e poi fornivano le varie attività per fare le tavole, le assi, era veramente unico nel territorio. Però per fare una zattera ci vogliono 120 sacche. Sapete cosa sono le sacche?
voi le chiamate stroppe, mi pare. Ma No? non è la stessa cosa però, stroppe e sacche. No, comunque, per fare una zattera ci vogliono 120 sacche, bisogna attorcigliarle, quindi mani forti, quindi c'era anche un indotto per far navigare queste 10 zattere al giorno, un indotto enorme, perché da tutti i boschi del Cadore, del Friuli, su Erto, della Val Giordana, così. Il nocciolo, che è la nostra pianta più malleabile, no? Veniva recuperata in qualsiasi momento. Poi un'altra cosa ci tengo a dire. Le alberature delle navi, 35 metri, vero? Circa. Trovatemi oggi un mezzo che possa trasportare un carico di 35 metri intero dal Cadore alla pianura. Sul Piave però, perché sulla strada No, non portano. trovatemelo. No, Trovatemelo. Non esiste né tir né niente. Forse un elicottero potrebbe. Io oggi ho seguito per il lavoro che faccio un trasporto eccezionale di 25 metri e ho avuto 1000 difficoltà. Ma non 35. Solo E i nostri zattieri 1000 difficoltà. e i nostri zattieri portavano questi rasi, li portavano a salvamento, tra virgolette, approfittando delle piene del fiume, spesso e volentieri. Quindi ci volevano uomini possenti, perché questa nave, diciamo, questa piattaforma di 35 metri e di una larghezza di 3 metri doveva essere governata. E delle volte capitava anche che si arenassero, e 4 zattieri come facevano riguadagnare il centro del fiume? Avevano dei sistemi particolari, dei mantelli, li chiamavano i mantelli. Quando uno si arenava buttavano fuori un'ala verso il Piave, no? La zattera ferma, il Piave pompava su questa ala, faceva alzare di quel tanto che sotto scorresse un po' di acqua, e con una piccola spinta riguadagnava il centro del Piave. Questa era la vita dello zattiere, pertanto dobbiamo esserne orgogliosi, soprattutto di aver riproposto questa storia e che sia stata ripresa e sensibilizzata. Quindi se venite a visitare il museo resterete anche un po' presi dalla sorpresa, diciamo. Ecco, io finisco perché io ho avuto il mio padre, ad esempio, che nel 1945-46 ha fatto le zattere sul Rio Negro in Argentina, sul Rio Negro verso Bariloche, perché c'era un segantino di Codissago che aveva piantato un'industria di legnami proprio nei pressi del Rio Negro, che si approvvigionavano di tronchi sulla cordigliera delle Ande, e venivano fino... Questo per dire che ci è rimasta nel sangue questa attività. Io dico sempre che io ho 90 anni, 91, e io mi sono... a 6-7 anni mi ero già annegato 3 volte, quindi sono ancora qua. Quindi sono nato sul Piave con l'istinto proprio di fare questa attività, poi ho cambiato, ho fatto il macellaio, adesso sono in pensione. Sì, tanto. No, volevo dire, ecco, diceva Bepi della pericolosità dello zattiere, no? Ma lo zattiere aveva anche 2 personalità.
La prima era quella che in zattera sarebbe morto lui per salvare quella del suo compagno. L'altra invece era come il dottor Jekyll e Mr. Hyde. A piedi venivano su, abbiamo detto, no? Quindi trovavano anche delle osterie. E un po' stanchi e un po' di nero in più facevano sì che questi diventassero un po' cattivi. Quindi anche le stesse personaggi delle varie comunità che passavano gli avevano fatto delle strade all'esterno, perché c'è stato anche degli omicidi tra di loro, non loro ma con la gente del posto. E quindi questo sì, si dice perché giustamente no, le grandi, le grosse, le sommeiano sta terra, però si dice anche che l'arte del mercante è quella di fallire e quella dello zattiere è quella di morire. Quindi giustamente, poverini, bisogna ricordarli per quello che hanno fatto e per quello che noi dovremmo dare agli altri, insomma, per farli ricordare. Ecco, allora qua mi collego al discorso di Arnaldo, no? Allora, loro praticamente quando hanno fondato la famiglia, i due obiettivi principali, più tantissime altre cose, e adesso noi come famiglia per portare avanti, cosa è successo? Quella volta nella tragedia successa a Falzè di Piave, dove è morto un nostro associato, nel momento abbiamo fatto il 32esimo anniversario, si parlava a tavola e è venuto fuori il discorso, ma questi come tornavano a casa? Perché io sono stato anche in TV e una signora mi ha detto, magari portai la zattera sulla schiena? No, questi tornavano a casa a piedi e come dice Arnaldo, avevano dei percorsi dedicati e lungo questo cammino ci sono delle vie, via Calzattera, via dello Zattiere, ci sono delle fontane. E poi ci sono documentazione che a Follina, quando arrivavano, c'erano due strade da scegliere, o il Praderadego o il San Boldo, a seconda della stagione. Perché c'era anche il conte Brandolini che dava anche, c'erano delle multe, perché questi giustamente i Passea, loro tornavano a casa con l'Urussac, no? Col zaino, e riempivano. E l'unica cosa che aveva era solo il sale, perché altro non potevano portare su. Altro non potevano avere. E c'è sul passaggio del Praderadego c'è il sentiero dove c'è scritto Antico Troie del Zatter. E su in cima c'era l'antica osteria Praderadego. Perché Praderadego? Radego in dialetto vuol dire trovare da dire, perché c'era il bellunese, trevigiano, era sempre motivo. E questi signori avevano proprio delle vie, erano praticamente banditi un po' dai centri abitati perché portavano torpiloqui. Ecco, per esempio, sul Praderadego, no, c'è un aneddoto che, visto che con le osterie parlavo prima, era d'inverno e quindi passavano delle persone del posto e avevano visto luccicare sulla neve qualcosa che fosse stato come il ferro, no? Hanno cominciato a far sì che questo venisse alla luce e invece è venuto alla luce un zattiere che si era ubriacato la notte, era rimasto là, aveva nevicato e era rimasto sotto. Dopo non so se è vera o se è leggenda, ma insomma per far capire, no, che con il tempo penso che loro lavoravano tutto l'anno, se l'inverno lo permetteva penso che non ci fossero. Pensate che noi abbiamo fatto la seconda menada, la prima l'abbiamo fatta nell'82 e poi c'è stato su un certo Fazzuoli, Linea Verde, ci ha fatto fare la menada sul Boite e là abbiamo scoperto che i tronchi segnati arrivavano a destinazione. Se invece passavano il Cidolo, quella diga che vi ho detto che era a Perarolo, che non erano segnati, la parrocchia di Perarolo, orate per me, perché il Cido non era pubblico, era privato e tra i mercanti, tra i proprietari e i proprietari del Cidolo avevano fatto un contratto che un tot per 1000, ogni tronco che passava veniva dato un tot a loro. Invece quello che passava senza il segno era la parrocchia che se lo portava a casa. Quindi era tutto un dire e un fare. Pensate che quel signore che è andato via prima, mi parlava di Jacopo, era un conte di Perarolo e aveva delle segherie, erano in due. I nostri zattieri avevano fatto uno sciopero, si parla che sia stato, qua si parla del 1300, hanno dovuto far arrivare i veneziani per mettere d'accordo perché già... quindi
possono essere stati anche i precursori di qualche sciopero di adesso, insomma, no? Quindi anche allora c'era qualcosa che, però se non andavano, non mangiavano, non c'era niente, insomma, quindi lo zattiere era quasi obbligato, il boscaiolo lo stesso, stava su 4 mesi, dormiva e mangiava lassù, veniva rifocillato da quelli della valle, ma insomma erano vite da cani, insomma. Pensate che il discorso poi portare i tronchi dalla montagna alla pianura era impossibile, quindi costruivano queste risine. Ne avevamo una lunga 6 km sopra Longarone. Le risine sono proprio scivoli che andavano su e giù, erano come dei montagne russe. Come montagne russe. E soprattutto c'erano centinaia e centinaia di persone perché non c'erano i telefonini, in montagna non ci si capisce che con dei segni particolari facevano sì che il tronco arrivasse a valle, cioè era un lavoro che bisogna dire che erano intelligenti, insomma, no, dopo tutto noi pensiamo, beh, hanno fatto anche le piramidi, quindi l'uomo sarebbe stato intelligente, però voglio dire, anche allora tutto a mano, ma c'era anche l'intelligenza che allora, anche se purtroppo la morte era dietro l'angolo tutti i giorni per questi uomini. E quindi io avrei solo, no, non è un aneddoto, è una storia vera, per far capire, dicevo prima che andavano in tutto il mondo europeo, quindi la Romania, siamo stati 2 volte, hanno trovato delle famiglie intere ancora, di nostri, no, siamo di terza, quarta generazione, e si partiva, noi l'abbiamo là, che è stato uno dei soci fondatori insieme a lui, che ce l'ha regalata, la chiamo sempre la valigetta, no? La 24 ore, è una cosa di legno, una valigia di legno che si metteva dentro 4 stracci con la carriola e i loro arnesi e andavano dentro. Questo signore era 3 anni che non mancava da casa, era dentro, quindi moglie e figli a casa, e quindi ormai la moglie lo pensava morto. Invece un giorno uno di Sago è andato a Castellavazzo dove c'era un bar e l'ha trovato là che giocava alle carte e ha detto, beh, adesso vado a casa e glielo dico alla moglie che questo è qua, mancava 3 anni, E è andato là e gli ha detto, guarda che è così. Lei è partita subito, è andata nel bar e gli ha messo la mano sopra, ha detto, sai, e lui si è voltato e ha detto, questa è la prima e l'ultima volta che vieni a chiamarmi quando gioco le carte, mancava la casa da 3 anni. Erano tremendi. Comunque voglio terminare io al nostro presidente, al nostro Castaldo, ma tra le cose serie ci sono anche le cose meno serie. Vi dicevo prima che per legare una zattera ci vogliono 120 sacche, quindi pensate 120 virgulti di nocciolo intorti e bisognava saperli anche cogliere nel momento giusto. Guardavano la luna, guardavano tutte le cose perché erano cose importanti, perché avevano provato a legare con corde d'acciaio queste sacche, ma l'acciaio strappa il legno, strappa l'aggancio sul tronco e quindi diventa poco sicuro. Hanno messo delle corde di canapo, ma dopo 2 o 3 bagnate queste si indebolivano e si rompevano. La sacca invece no, quella arrivava fino a destinazione e anche oltre. E poi giù a Venezia le sacche, quando veniva disfatta la zattera, servivano per i soffiatori di vetro, per far funzionare i forni. Era tutto che serviva. Ma una cosa che i nostri vecchi esaltavano queste sacche, dicevano che se erano tagliate bene, bisognava considerare. E questo lo dico così per in tono scherzoso, non voglio appartenere a quelli che dicevano queste cose, era il contrario, che dicevano che un palo in piedi per far vedere la resistenza di questo virgulto, no? Un palo in piedi, una femmina destirata e una sacca intorta non te sa quanti porta. Ecco, E questo domando scusa, ma ho portato una...
91 anni, ha ancora l'arte di intorcere queste cose. Ma penso sia rimasto solo lui. Penso sia rimasto solo lui. Mi dispiace. Io che sono, insomma, mi ritengo ancora abbastanza giovane, no? Si può dire. E non riesco a stargli dietro a fare come fa lui. Anche già domenica abbiamo fatto una piccola manifestazione, una l'ho iniziata e a metà l'ho rotta. E dopo Giuseppe l'ha ripresa. Era proprio un'arte e lui ce l'ha ancora questo sistema. Ecco, si chiamava proprio l'arte della zatteria, proprio. E rompere il nervo del nocciolo per poi riuscire, perché poi una volta che è intorta, 2 giorni, un giorno prima di fare la zattera viene messa in acqua, così diventa morbida e si può fare tutte le legature, perché è interamente legata con le sacche, con il nocciolo, non ci sono chiodi o cose particolari, tutta fatta così. Ma non appartenevo io a quel genere di giudizio. Ecco, altra cosa importante. Sì. All'inizio aveva parlato di famiglia, Sì. Castaldo. Castaldo. Perché questo, cioè, a parte famiglia, perché famiglia? Cosa vuol dire Famiglia, famiglia? con la I, sì, come il dialetto, famiglia dei Sater e Menadas della Piave. Era una famiglia, una corporazione, diciamo, una famiglia. E lungo l'asse del Piave erano 5 le famiglie importanti, perché erano 5 i porti e 5 le famiglie che si dividevano il compito. Ma erano chiamate fraglie, cioè come fratellanze. Noi siamo della fraglia di Codissago. E Castaldo perché? Perché era il presidente. Lo sa che i Castaldi erano Sì. ecco, il Castaldo, che sarebbe con la G o con la C, che è un nome tedesco, era il capo che comandava questa famiglia. Erano 2 perché se uno moriva purtroppo al 6 di dicembre, che è San Nicolò, origine del 3 agosto 1492, quando Barbarigo, Agostino, firmava lo statuto, quindi il doge Barbarigo. Quindi da allora hanno detto che i 2 Castaldi ogni anno dovevano essere ricambiati. Quindi in 2 perché se uno moriva prima purtroppo l'altro lo sostituiva. Era già pronto a sostituire. Poi c'era Foto di un libro fatto da De Candido molti anni fa, proprio sui zattieri. Ho visto qualche foto con proprio carri, persone, ecco. Questo passaggio che veniva concesso a questa gente di montare sulla zattera e andare, era una roba, come dire, volevasi bene, oppure era, come dire, si pagava? Sicuramente era pagato, penso, anche in natura. Pagavano anche in natura. Salami, cioè quello era la merce di scambio. No, pagavano. Anche pagavano. E volevo dire che mi sono dimenticato una cosa importante. Uno delle 13 impianti di segherie era proprietario, pensate, Tiziano Veceglio. Lui e il fratello Francesco, oltre che essere artisti, erano anche mercanti e più di una volta veniva a Belluno per salire in zattera per andare a lavorare nella sua bottega. Quindi Perché la zattera, provate a pensare a quei tempi, uno che doveva spostare dei denari, era più sicuro andare in zattera, no? E come vi dicevo prima, per Arolo Codissago il tratto più pericoloso, ok? E da lì avevano legno, poi caricavano le varie merci a Codissago, Ponte nelle Alpi, e poi da Ponte nelle Alpi Belluno fermi, perché lì dovevano pagare il dazio per il vescovo, per la chiesa, potevano salire carri, animali, persone, e arrivavano quasi busche, poi c'era pagavano il dazio come si chiama? a Quero, e poi arrivavano fino a Palazzo di Piave. Voi guardate a Quero c'è il castello, alla base del castello c'è un foro dove c'era una catena innegata. Quando vedevano la zattera arrivare tiravano la catena, fermi tutti, paga un'altra volta e avanti così. No. Sapevano fare i loro conti, chi vedevano passare queste zattere. Poi Venezia, Sì, ma c'erano i posti ma Venezia mandava su molti dei partecipanti per capire, perché Venezia doveva avere una linea di tronchi, perché si dice che ogni 3 giorni fornivano una galea, quindi i tronchi dovevano essere pronti, no?
nell'arsenale mi pare che qualcuno dice 5, qualcuno dice 15.000 arsenalotti che lavoravano, quindi era un impianto che doveva, perché Venezia non solo faceva le guerre, ma forniva anche in affitto le galee. Si dice che un ambasciatore un giorno è andato a trovare il doge e una giornata si dice che abbiano costruito una galea. Dopo, se è vero non lo so, io l'ho letto, ma cioè, voglio dire che era qualcosa di eccezionale. I tronchi dovevano arrivare e integri, non da legna, anche quelli da legna, ma soprattutto quelli che venivano messi sotto Venezia e quelli che costruivano le famose palazzi, e poi c'era l'arsenale che era la potenza militare che doveva essere rifornita, insomma. Quindi Arnaldo che ha parlato di arsenale, base militare ancora. Nel 2018 è stato organizzato l'internazionale a Codissago, è stata costruita una zattera e poi hanno fatto l'apertura della regata storica. Zattera messa via nell'arsenale l'anno scorso, l'anno scorso abbiamo avuto una chiamata il 3 di agosto. Per il 3 settembre venite a riaprire la regata storica. Siamo dovuti partire, giusto? Siamo andati giù a Venezia a vedere le condizioni della zattera all'interno dell'arsenale. Abbiamo dovuto fare tantissime sacche, rimettere in moto tutto, e lì è stata l'occasione che abbiamo portato appunto anche dei giovani. Abbiamo riaperto la regata storica con la zattera che ancora tuttora è messa dentro a secco nell'arsenale, per cui è anche un orgoglio nostro e anche vostro. Perché ogni 2 anni c'è questo contrattino di dire venite a aprirci la regata storica, ma l'avevamo già aperta nel 1992 quando c'è stato il 500° anniversario dello statuto, e abbiamo fatto quelle 3 zattere famose dove è morto Michele, quindi avevamo già aperto la regata. E zattera dove siamo riusciti a far salire 3 generazioni di zattieri, cosa importante, che non è facile avere 3 generazioni di zattieri a bordo. E niente, la zattera adesso è lì, è nell'arsenale. Devo dire che il Comune di Venezia, no, con tutte le sue problematiche, se devo spezzare una lancia a favore, ci ha praticamente trattato con i guanti bianchi, e ci ha dato praticamente tutto a disposizione, barche, tutti i supporti possibili per portare materiale e quant'altro per riuscire a fare per parlare di giovani, poco tempo fa 2 dei suoi figli sono anche partecipati. L'associazione internazionale ha prodotto un campo fruitante, cioè 4-5 giovani di queste associazioni, che ci sono 47 associazioni, sono andate poche però, hanno fatto sì che questi giovani andassero a Magdeburgo 5-6 giorni e hanno imparato dal taglio al trasporto, allo zatteraggio sul fiume Elba. Quindi ecco i giovani che hanno cominciato a imparare. E questo era il primo, sarà quello che un domani che noi vada avanti riusciamo ancora a portare anche noi questo camp qua, dove i ragazzi, bosco, taglio, trasporto. È una cosa... Domande? Sì, perché se parliamo domande? Le zattere arrivavano alle zattere o all'arsenale? Arrivavano all'arsenale. No, l'arsenale solo quelle propense proprio per l'arsenale, se no a San Francesco alla Vigna, alle zattere, c'erano 18 posti dove Venezia aveva collegato, e si dice che Sommadida, ho letto Francesco Belli, che è lo scrittore cadorino, che nel 1400 c'è stato un accordo tra i veneziani, anzi i veneziani hanno detto ai cadorini: voi ci date Sommadida e noi vi diamo i depositi a Venezia. Invece è stato che Venezia si è preso Sommadida, però a Venezia ma però insomma c'erano anche i depositi di cadorini, moltissime parti, anche alle Grazie, dove I soliti ladri. sì, no, anche a Lovadina c'era un piccolo porto, smontavano, arrivavano le zattere e le smontavano anche già là. No, ma c'erano le tanti riassemblavano, posti. E le zattere hanno preso il nome dalle zattere perché sì, perché poi lungo il Piave, sì, anche all'altezza del Cordevole, che anche lì le zattere, giusto Orlando e Beppi, tante volte la valle, la montagna, magari nell'Agordino pioveva forte, il Cordevole era in piena, le zattere quando arrivavano facevano fatica a entrare e dovevano sostare magari anche un giorno, 2, 3, e in più c'erano anche dei carichi, perché dalla Val di Zoldo i chiodi, e poi dalla Valle Agordina i
Ma zolfo, era zinco, rame, c'era di tutto insomma. l'acido solforico, tutto ciò che Comunque- la montagna dava. Comunque io penso che la domanda, scusi, che farete adesso, farete quella di dire ma come portavano indietro le zattere? Le zattere, chi ordinava ad esempio la pietra, il marmo di Castellavazzo che doveva arrivare per le cattedrali di Venezia, le chiese di Venezia, o il ferro della Valzoldana, o il carbone della Valcellina. Chi ordinava questi beni, diciamo, o i prodotti caseari della montagna, dovevano ordinare anche i 110 ruli, venivano chiamati, 110 tronchi per costruire la zattera. Quindi dovevano acquistare il legno per fare la zattera e poi caricarla. E quando arrivava a Venezia era tutto usufruibile, perché se i tronchi non erano rovinati erano buoni da carpenteria, no? E il prodotto che era sopra, anche le persone si arrivavano vive. Anche una cosa particolare, giusto Arnaldo e Beppi, che ci chiedono tante volte, che noi vedono che abbiamo una zattera più squadrati, no? Sì, poteva essere Quella era Questo per- qualche volta dicono, furbi italiani, travi squadrati, se mette bene, la zattera è facile da fare. No, guarda, quella perché a del... Venezia non c'era forza non c'era forza motrice per far funzionare una sega, per cui era tutto preparato a monte, era inutile tagliare i tronchi. Tutto quello che era ordinato da Venezia, dall'Arsenale o anche dalla tutto materiale pianura, finito. Perché il lavoro veniva fatto tutto a monte. Loro arrivavano giù e avevano già tutto pronto. E si dice anche che, siccome adesso sui rii qualche frigorifero viene buttato giù nei canali, chi sporcava la laguna veniva portato anche a remare sulle galee. Questo era quello che si diceva, insomma. Quindi, cioè, erano attenti anche Galea, al bio, no? Galeotto, quelli che Insomma, remavano no? erano tutti prigionieri. Insomma, Tutti galeotti. Volevo dire una cosa, fino all'epoca camminese, che erano prima che arrivasse il Veneziano, cioè fino al 1337, le zattere fermavano al porto di Capodiponte. sì. Dopodiché la multa non veniva pagata a Belluno, veniva pagata a Serravalle. Se voi volete e mi date le mail, io vi mando... Questo non lo sapevo, io non lo sapevo. Lo so perché no, Sì, no. perché abbiamo proprio una documentazione, un affitto della multa di Serravalle del 1337 che stabilisce Importante che la multa delle zattere Che pagavano a Belluno, a un Porto Chiave. viene portata a Serravalle perché tanto tutto il calore era camminese e quindi restava in casa loro fino a Capodiponte, diciamo. Se mi date le mail vi mando. Grazie mille. È scritta qua, mi pare, se non è famiglia.zater.it. Allora mi prendo uno di Sì, quelli. sì, sono fuori. Se no dai il biglietto anche, sì, sì. Grazie mille. No, c'è la mia. Abbiamo ancora... Sì, sì. Ecco, se no volevo finire col discorso del cammino. Adesso stiamo ricostruendo insieme al Comune di Venezia 14 comuni lungo l'asso del Piave tutto quello che è il cammino che vogliamo fare un cammino, una cosa seria, tutto tabellato, dove ci sarà una partenza che uno può fare, uno arriva con l'aereo. Passeremo per Cenega. Sì, da Venezia non ha solo, non so, può avere anche questo cammino che si può fare in bicicletta, a piedi o in macchina, e dove uno, giustamente quando si va in giro, la prima cosa che si guarda sempre è andare a mangiare bene, no? Perché uno può partire dalla laguna, mangiare entro terra e i prodotti poi della montagna. Io non volevo dire una cosa, io da ragazzo ho lavorato nelle segherie, che era, mio zio aveva delle segherie, e mi sono trascritto, sempre da giovane, tutta la nomenclatura che serviva per far funzionare queste seghe, la longa, il cagnol, le stecche e quant'altro. E l'ho titolata La mia veneziana, era la sega veneziana. Mia moglie me l'ha trovata, Terra salvati, chi è questa veneziana?
chiudo. Noi abbiamo una segheria. Sì, una segheria del 1883. Digliene qualche domanda, perché sennò Se non qualcuno parliamo vuol sempre chiedere noi. qualcosa. No, non c'è nessuno. Questa segheria, la veneziana, è diversa dalle altre segherie? No, adesso no, cioè le segherie adesso moderne funzionano ancora con quel sistema lì. Che poi siano fatte meglio, hanno il laser, il computer, tutto quello che si vuole, però il sistema è sempre quello. Guardate un po'. E poi si dice, abbiamo che la foto lassù, che è stata inventata da Leonardo da Vinci, non ha mai inventato niente, ha È inventato stata commissionata. da Venezia a Leonardo da Vinci. C'erano però già nel 1300, anche sul torrente Bayonne, c'erano anche delle seghe, però erano come semiautomatiche, cioè nel senso che c'era anche l'uomo, la forza dell'uomo che aiutava. Invece pin nel 1500 là è andata in funzione quella sega idraulica che tuttora è ancora, ne abbiamo ancora nel Bellunese, ci sono in Slovenia, in Germania, ce ne sono ancora che funzionano con l'acqua ed è qualcosa di eccezionale, insomma, no? E noi l'abbiamo proprio che ha 140 anni, insomma, lavorava sul Piave, l'abbiamo acquistata e la facciamo non con l'acqua perché non c'è più, ma con l'acqua. Siamo stati l'anno scorso a Wolfratshausen in Germania a fare l'internazionale, dove vicino c'è un museo a cielo aperto, dove hanno preso una collina e prendono anche case da 500 km di distanza, le catalogano, le smontano pezzo per pezzo e lì rimonta, e c'è la casa del contadino, c'è la casa del banchiere, c'è la casa del viraio. E le segherie. E lì hanno costruito, c'è la segheria, c'è il maglio che funziona con l'acqua per il fabbro, c'è quella la sega che taglia la pietra ed è un bel vicino a Wolfratshausen, è un museo a cielo aperto molto bello andare a vedere. Ed è pazzesco vedere come hanno preso delle case e le hanno ricostruite tali e quali che sembrano fatte là invece. Bene. A proposito del bosco di Somadida, no? Quindi Auronzo, no? Sì. Ecco, quando vista qui alla diga, no? Poi dopo si gira, no? Quindi c'è una stretta Cimagogna. Sì. Ecco, come riuscivano? Cioè riuscivano a far fluidare? No. No, lo portavano Direttamente sopra Perarolo di Cadore, dove c'era un grande scivolo. E li portavano a seconda delle stagioni con i carri oppure con le slitte. Con le slitte. E li portavano fino là e poi li mandavano giù e laggiù li prendevano in consegna agli Zatiri di Codissago e la formavano il raso. Quindi era problematico anche la fluidazione da Cimagogna Oltre, fino sì. a Perarolo, a piede o Sì. là, o Ma si dice che anche l'Ansiei è stato un torrente che ha fatto storia nella fluidazione. lì era bello largo. Guarda, il lago è stato fatto nel 53, mi pare, e quindi prima. Dalle foto precedenti Sì. e la valle era bella larga. Insomma, nell'Ansiei si fluidavano molti migliaia di tronchi, insomma. Non è? Sì. Poi da Cimagogna Poi andavano giù e arrivavano fino là dove c'è il ponte Cadore, se lei sa, c'era un grande scivolo che andava giù e laggiù li prendevano in consegna gli zattieri e formavano questo. Quanto veniva? Erano 350.000 tronchi parcheggiati, 300.000 sul Piave e 50.000 Quanto su. andava su Di che? dentro la valle? 4 chilometri di massa boschiva c'era sul Piave. l'acqua Il e Piave non soprattutto esisteva più, era tutto sotto la massa, quindi era qualcosa di eccezionale, insomma. E là lavoravano per quei 4 mesi, prenderli e farli uscire dal cidolo e poi fluidarli e poi lavorarli in segheria e poi il risultato finale era la zattera, insomma 3.000 zattere all'anno arrivavano. Scusate, io non ho capito, meno gas, giusto? Cioè, come loro cucinavano questi tronchi, ma loro dove stavano? Allora, il Menadas cercava in tutti i modi di far sì che il tronco arrivasse integro a destinazione, quindi se sul Piave venivano arenati, loro andavano con gli anghieri per tirarli, anzi, quando era terminata la fluidazione, che non potevano sapere gli altri a valle che non c'era più, non era il telefono, guarda che qua non ci sono più tronchi, si faceva una piccola zattera chiamata barcot, 4 metri di tronchi, una zattera, uno al remo e uno con l'anghiere. Questo serviva per andare da parte a parte del fiume a ritirare i tronchi che si erano arenati, quelli erano i Menadà. E soprattutto quando passava questa zatterina,
dalla segheria, guardavano e dicevano quello è il fine corsa, non c'è più niente che arrivava, quindi serviva 2 volte e Menas cercava in tutti i modi di far sì che questi tronchi, che poi facevano delle serre, si fermavano, loro dovevano andare a sgretolare questa matassa per farli uscire e andare a destinazione. Poi se voi venite su lungo il Piave, loro costruivano, io chiamo delle sorte di guardarai, piantavano come delle capre, no? 3 pali con delle tavole dove il tronco andava a sbattere e veniva indirizzato, e i Menadà stavano anche sopra e controllavano il tronco, il segno, il simbolo, se non era quella segheria lo mandavano. E ci sono ancora dei punti dove si vedono gli alberi impiantati in queste costruzioni. Una persona anziana, che quando parlo anziana mi piace, non so, perché anch'io ho 78 anni, allora sono anziano anch'io, insomma, mi diceva che la parola Menadas era un incrocio tra 2 parole. Menada, che dicevo prima che menare vuol dire portare, da noi si dice te me mena in giro, cioè te me porta in giro, e dassa. Cos'è la dassa? Gli alberi, i pini, hanno gli aghi, loro quando andavano nel bosco tante volte dormivano anche sotto l'albero e alla mattina si trovavano pieni di questa dassa. Hanno unito Mena, Das. Questo me l'ha detto un signore che non c'è più. Poi se è vero non lo so. Tra storia e leggenda, insomma, ce ne sono tante, per esempio, ma leggende è che, per esempio, se andate a Macchieto, vicino a Perarolo, c'è una chiesa della Salute, che dentro c'è una Madonna che tu mi hai fatta un occhio. Si dice che uno zattiere, arrabbiato, anche un po' ubriaco, anzi forse anche troppo, partendo con un raso proprio, si parla di scaloni, si chiamavano scaloni quelli grandi, no? Gli alberi, non c'era acqua e quindi fatica enorme. Sono arrivati là su quella stretta di Macchieto, che non lo so, adesso non si può vedere perché si passa sulla strada principale. Là all'esterno c'era una piccola immagine della Madonna e lui si è arrabbiato e con l'anghiere gli ha dato se andate dentro c'è ancora l'immagine della Madonna senza occhio. E si dice che lui è stato per 7... Lui intanto dopo pochi giorni ha avuto un altro incidente, un altro gli ha dato un'altra... lavorando è rimasto qua. Però per 7 generazioni sono stati sempre ciechi. Io qua lo dico perché è stata mia madre a dirlo, non so se lui l'ha sentita ancora, lui no, che si chiamava Ignazio, era chiamato Nazio l'Orbo, no? Orbo perché era orbo d'un occhio. E le mie zie, specialmente mia madre è stata 12 anni cieca prima di morire, era un parente. Io purtroppo ogni anno devo andare dall'oculista per farmi capire, ma no, non lo so, lei mi diceva sempre questo, era il nostro parente, che quel Lazzarone, e ci ha dato questa ci sono tante tra storie e leggende. È come quelli della Sacca. Io non ho detto che è storia, ho detto tra storia e leggenda, insomma, venite dentro, però là dentro c'è la Madonna con l'occhio tubefatto, insomma, dopo mettono su del suo, insomma, carico da 30 o da 50. Allora niente. Allora grazie mille. Vi ringraziamo. Ci dispiace. Vi aspettiamo al museo.